destination unknown, known, 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 known. Buonasera Piederoli, eccoci di nuovo qua. Come avrete già visto dal titolo, si tratta di Worms Revolution. Visto che avevo già cominciato, innanzitutto scusatemi allora la tenuta maglietta della salute, ma è un caldo boia e non mi va di mettermi camicette cacchiamazzi. E questo che vedete qua non è un pianeta che mi sta, oppure un fuoco fatuo che mi sta qua, ma è una mia lampada che non so perché viene così sparaflesciata nella webcam. Comunque, tornando a noi. Come avrete già visto, come dicevo, avete già visto dal titolo, parliamo di Worms Revolution. Io ho già cominciato a fare dei multiplayer di Worms Reloaded, ho visto che a voi Piederoli piacevano molto, molti me li stanno continuando a richiedere, per cui colgo la palla al balzo e mi vedo costretto un pochettino, visto che poi il gioco costava relativamente poco, 11 euro, me lo sono preso, e il gioco base, poi adesso devo studiare un attimo per vedere i vari DLC o che cacchio ci sono, delle cose in più. Però comunque comincio con questo breve video per farvi vedere un pochettino di cosa si tratta, come graficamente, fa un pochettino il tutorial, giusto per avere un po' un vostro parere, vedere se vi può piacere o non vi può piacere. Dopo fatemi sapere voi, come sempre, ci tengo ai vostri pareri. Per cui senza perdere tanto tempo e senza ulteriore indugio andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Allora, vediamo un pochettino Piederoli. Ok, premere invio per continuare. Proviamo invio. Bellissimi quei Worms là in sottofondo. Che testa che c'ha il secondo, con quel cappuccione. Cos'è? L'introduzione. Perché vedo una mappetta. Pensavo ci fosse un menu. Okay, battle-hardened soil dweller, are you listening carefully? We've infiltrated the enemy's base and we're sending you in. Keep pushing the enemy lines and, when you reach this chap, destroy him with gusto. So se sei figo. Guarda che bello. Con quel cappuccione, con quel cascone. Ok, premere a destra e a sinistra per muoversi come nel vecchio Worms, insomma. Saltare il maiuscolo a sinistra, questo cambia che nell'altro era l'invio. Crates may contain useful weaponry. Do not nod if you understand. Non annuire se hai capito. Ovviamente annuisci. Deve avere il coso. Ah, il vermino pirla già. Bello, guardate che grafica che c'ha Piederoli. Guardate bello il Shoryuken di fuoco. Vediamo. Va là, dice anche Shoryuken. Figata. Ah, la grafica è bellissima Piederoli, anche lo sfondo. Qui si è aperto un passaggio. Andiamo avanti. C'è la grafica dietro, c'è la grafica di gioco, mi piace un sacco Piederoli, quindi già è un punto a favore di questo giochino. They've closed the gate. That's put the sausage in the salad, all right? È come il calcio sui maccheroni, ma che cazzo vuol dire? Va bene. Ma qui adesso cosa mi farà fare? Salto indietro. Ok, premere 2 volte il maiuscolo a sinistra. Ovviamente io non ci azzecco. Pongo banana. Ok, ce l'ho fatta. Socio. E qui c'è un oggettino. E quelli sono gli oggettini strumento, non so. The item you just found could prove helpful in a tricky situation. An uncrossable gap. That's a tricky situation. Questa è una situazione complicata. Ovviamente bisogna dare al rampino, fai vedere. Ecco, rampino. Vediamo qui com'è il rampino. Track. Bello, figo il rampino qua. Più plastico di quell'altro, vedete che straballa tutto. Adesso ovviamente Piederoli sono mongolo perché ancora sono le prime volte. Perché così dovrebbe... cioè l'altro rampino già funzionava così, invece questo è un po' più ostico. Dovrò usare di più le liane, adesso proviamo, vediamo. Ah là! Già faccio i numeri Piederoli, già il tutorial, già faccio i number. Ok, andiamo a prendere l'oggettino, che mi dovrebbe dare un oggettino per seccarlo. Ok, cos'è la onda energetica? Ah, Duken! Socio dicono anche il bellissimo. Solo per questo Piederoli è da spendere 15 euro, lo dico. Solo perché dice a Duken il Shoryuken è da prendere. Cosa è successo qua? Ah, c'è anche l'acqua qui, è vero, l'avevo visto in un coso. Che tipo, vedete, fa tutta la scia fino a che arrivano a un punto dove si bloccano. Adesso in questo caso vanno nell'acqua, come vedete adesso. Ploc, ploc.
Ma mi sta piacendo un sacco Pedroli, non so voi. Ok, mo adesso l'acqua è finita. Dovrebbe toccare a me. Come torno nel mio vermino? Perché non mi va in telecamera? Ah, ecco, basta spingere avanti. Tuc, tuc, tuc. Poi anche il vermino quando scende fa rumorini un po' più realistici, tipo... Qui dovrei saltare se non erro. Oppola là. Qui c'è un oggettino. Ah, ma ha dato l'attacco aereo. Allora, con il tab dovrei cambiare direzione. Vediamo un pochettino. Così, perfetto. Là c'è il coccodrillo che ringhia. Che cazzo vuoi? Sta buono lì. Vediamo com'è qua. Boom. E lui vola. Scusa che busso. Oh, direi che abbiamo già finito il tutorial, Piederoli. Vediamo un po' cosa mi dice adesso. Well done, but I don't reckon they'll be making a movie about it. Time to set your calculated carnage levels to max output. I used to go to school with a max output, but he's dead now. Says it all. Benissimo. Arriverò mai a un menu principale? Greetings. Bah. Woof. Eeyore and Hong Kong. I am affluent in all types of animal language, for I am the legendary wildlife documenter Don Keystone. Sei mica a posto. Allora, vediamo un pochettino come è messo questo menu. Giocatore singolo. Immagino che ci siano le cosine campagna, rompicapi, scarica contenuto, che dopo queste le guarderemo un po' in seguito, Piederoli. Io voglio proporvi una cosa. 1 contro 1, multigiocatore, classifiche, personalizzazione. Allora, vediamo un pochettino come abbiamo messo. Puoi fare l'editor dei paesaggi. Questo non mi ci vado a infilare, Piederoli. Modifica impostazioni di gioco. Neanche. Uniforme, vediamo un pochettino. In the wild, soldier ants can assemble a flat pack wardrobe in seconds. How? Teamwork. Why? Uniformity. They're all dressed neatly. Kit your worms out in efficient military dolls. Le stronzate non mi va. Allora, accessori. Ma valada. Socia, pietra tombale, queste qua. Ah, proprio le puoi... Ah, però devo selezionare una squadra. Allora, Piederoli, facciamo così. Posso mettere il nome, perfetto. Allora, Piederoli, faccio un sondaggino. Voi dovrete, nei commenti, senza spammare, quindi senza spammare, scrivere unicamente il vostro il vostro gradimento per il gioco, se mi piace, non mi fa cagare, non è più bello il reloading, non mi piace di più questo, e mettere sotto, secondo voi, quale potrebbe essere il nome della squadra, senza scrivere cose pesanti, allusioni sessuali o razziste, roba del genere, quindi ve lo dico già che vi annullo il commento se mettete cose troppo spinte o troppo volgari o troppo offensive per qualsiasi motivo. Quindi voglio fantasia e soprattutto correttezza. Quindi nome della squadra e sotto scritto scrivere, o tra parentesi con i trattini, il numero dei vermi, che se non sbaglio dovrebbero essere 4, se non erro, fa vedere. Sì, 1, 2, 3, 4. Solo che adesso mi sa che c'è solamente questo, non ce l'ho... Poi il tipo di verme lo faremo successivamente, così mi aiutate a creare le squadre. Ne creerò tipo 2 per adesso, poi dopo vediamo come faccio una prova adesso. Quindi in definitiva mi mettete i nomi, secondo voi uno solo, per una sola squadra, ognuno, in modo tale che poi dopo io scelgo i migliori 2 che mi piacciono. Avete tempo abbastanza, nel senso vi do una settimana, Piederoli, una settimana e basta. Quindi direi che comunque questo è un bel video di prova dove potete vedere un po' come si svolge il gioco e potete vedere un pochettino, potete scegliere e quindi poter già interagire e dirmi il nome della squadra secondo voi è il nome dei 4 vermini. Poi dopo l'addobbo almeno lo scelgo io, Piederoli, dai. E basta, quindi direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, quindi commentate e datemi in tanti consigli, va bene? Ciao a tutti, Piederoli!